tema del campo delle comunità dei figli quest'anno è chiamati a conoscere Gesù e ci lasciamo accompagnare da alcuni brani. Sostanzialmente sono alcuni brani che fanno riferimento a diversi evangelisti dove Gesù parla del regno di Dio. Il regno di Dio è simile a, e abbiamo affrontato diverse immagini che Gesù ci consegna, l'immagine del granellino di senape, l'immagine del tesoro nascosto, l'immagine della rete gettata nel mare. Leggiamo il Vangelo e poi tipo l'altra volta ha detto di cercare i semi della giornata, le cose più belle della giornata. Io ho detto che le cose più belle della giornata sono state non litigare con gli amici e giocare. Chiamati a conoscere Gesù e quindi attraverso delle letture del Vangelo e delle parabole tentiamo di mettere a fuoco tutto quello che riguarda il regno di Dio e quindi di conoscerlo e di capirlo fino in fondo. Diverse immagini che ci aiutano a capire che cosa ci accompagnano a intuire che cosa Gesù voglia darci come indicazione per quello che riguarda l'appartenere al regno e quindi conoscere Lui stesso, conoscere quelle che sono le sue proposte, le sue attese, i suoi desideri, anche i suoi gusti. Ecco, proprio mi piace con i bimbi scoprire come Gesù è uno che si definisce anche con i propri gusti. Ho un fratello che mi raccontava che era molto bello il campo dove si stava insieme e giocavamo tutti insieme, quindi ho deciso di venire e provarlo. I miei giochi che mi piacciono di più sono Lanciarossa e Stregone, perché sono giochi in cui devi correre tanto e poi devi essere molto strategico anche, e quindi questi mi piacciono molto. Principalmente siamo divisi in due squadre. C'è la squadra dell'Ilaria e Giovanni e la squadra della Teresa e di Edoardo. Io e il mio compare qua facciamo parte della squadra di Ilaria e Giovanni, invece lui fa parte della squadra della Teresa e di Edoardo. Siamo sempre tutti insieme, sempre tutti amici, giochiamo sempre, tranne la notte che siamo divisi in due stanze. Allora, la mattina è organizzata, diciamo, in due maniere. Al mattino ci alziamo presto e subito andiamo in chiesa, facciamo un momento di incontro lì e dopodiché facciamo colazione con i bimbi che a squadra a ruota ne fanno servizio. Dopo dedichiamo il momento al gioco e veniamo qua al campo, stiamo su dalla chiesa e dopodiché facciamo pranzo. Subito dopo pranzo facciamo un momento per organizzare il fuoco, diciamo, quindi il momento della sera con scenette, barzellette e balli, e poi giochiamo nuovamente e poco prima di cena facciamo un altro incontro. C'è una squadra che fa il servizio della giornata, fa il servizio nella giornata, quindi apparecchia a colazione, a pranzo e a cena. E la squadra viene divisa in due parti, uno che fa la colazione e la cena e l'altro che fa il pranzo. Un giorno lo fa la squadra di Ilaria e Giovanni e l'altro giorno lo fa la squadra di Edoardo e di Teresa. Ci sono 4 animatori, Ilaria, Giovanni, la Teresa e Edoardo, e ci fanno giocare, ci fanno imparare tante cose.
Allora sì, diciamo che cerchiamo di educarli e sicuramente stare insieme a loro, giocare insieme a loro e rispettare in primis le regole noi, per poi così dare l'esempio e che lo facciano in qualche modo anche loro. E comunque cerchiamo sempre di non creare nessun problema tra i bambini e non fare in modo che ci sia qualche discussione, o comunque tenerli sempre divertiti e sereni tra loro. Gli animatori sono bravissimi e ci aiutano sempre per ogni occasione e infatti sono sempre disponibili per noi. Siamo sempre felici, stiamo insieme perché ci piace e perché ci divertiamo e poi vabbè, è bello. E i bimbi comunque sono piccolini ma riescono a darti tanto, ti danno il loro affetto, ti danno la loro sincerità, la loro semplicità e basta, la loro spontaneità soprattutto. Il tesoro finale, che è la cosa più importante e credo che sia la base di questo campo, è l'amicizia. Il titolo del campo è A corpo libero, in realtà è una sottolineatura di un percorso più ampio che stiamo facendo con i ragazzi delle medie, in questo caso con i bimbi delle elementari nei giorni scorsi e che faremo anche con i ragazzi delle superiori prossimamente. Partendo dalla pagina dei discepoli di Emmaus, riscoprire come il nostro corpo si risveglia nel contatto con Gesù, si risvegliano le nostre emozioni, si risveglia la nostra umanità, si risvegliano i nostri 5 sensi e allora tutta la nostra persona alla luce dell'incontro personale con il Signore si apre al dono della vita. Capire, guardando a quelle che sono le nostre parti del corpo, gli occhi, le mani, i piedi, no? Come poter riscoprire in qualche modo la nostra esperienza di incontro con Gesù, con il Vangelo. In questo caso il corpo libero è scoprire in questi giorni le varie parti del corpo, dalle mani, gli occhi, i piedi, che risvegliati dal contatto con Gesù si aprono al dono di sé. Tipo la prima giornata era sui piedi e quella di oggi è sulle mani. E intanto nel mezzo c'era delle parole, degli occhi, dello sguardo e poi delle orecchie, di sentire quello e dell'ascolto. Abbiamo parlato degli occhi, abbiamo parlato dell'olfatto, dell'ascolto, delle mani, dei piedi, di cosa significa essere in cammino, scoprendo queste cose partendo dall'episodio dei 2 discepoli che incontrano Gesù e lo scoprono piano piano. Al campo si fanno molti giochi
per esempio rubabandiera, calcio, pallavolo, poi si mangia tutti insieme, si va in chiesa a pregare tutte le mattine, tutte le sere, ci sono dei rapporti sociali tra amici. Sì, siamo divisi in 4 parti. Una squadra fa la cucina, cioè sparecchia, gli altri vanno nei campi e nel capannone a sistemare, a togliere le cartacce, gli altri fanno le camere e gli altri invece si preparano per il canto. Perché siamo divisi in squadre, alcuni giochi si fanno ogni squadra divisa, alcuni invece ci raggruppano 2 squadre insieme e facciamo giochi, però non succede mai che siamo da soli a fare i giochi, siamo sempre insieme perché è più bello stare insieme che da soli. Che si gioca la maggior parte del tempo e che comunque anche quando ci si fanno i servizi ci si diverte perché si è sempre in compagnia, anche magari quando non ci sono i momenti in cui si fanno i giochi, ci danno dei momenti liberi e si sta sempre con gli amici in qualche modo. Durante il giorno certamente ci sono i giochi, la parte che è più richiesta dai ragazzi, ma che sono pensati proprio per il tema del giorno. Oltre ai giochi ci sono anche dei lavori di gruppo che si svolgono durante la giornata, anche questi inerenti il tema, quindi c'è un pensiero che va avanti certamente da mesi in cui gli animatori si sono potuti incontrare per pensare tutti i giorni. Siamo andati alla Ventarola, che è un monte qua in cima, abbiamo raggiunto quasi tutto in macchina, poi 10 minuti l'abbiamo fatti a piedi, mi è piaciuto tantissimo perché c'era un bel fiume, un bel fiumetto, abbiamo giocato, visto i paguri d'acqua dolce, un gamberetto di fiume, tante cose belle, abbiamo visto le mucche, è stato bellissimo, abbiamo anche giocato a stregone. Ogni mattina dopo la preghiera viene proposto loro un laboratorio nel quale loro ci dicono alcune suggestioni che hanno riguardante quella parte del corpo che noi metteremo a tema. Durante il giorno i nostri Don Luca e Don Matteo raccolgono quanto i ragazzi hanno scritto e lo restituiscono durante la proposta. Ma quest'anno abbiamo scelto di partire proprio dai ragazzi, da quello che provavano, semplicemente introducendo al mattino il tema con alcune piccole provocazioni e suggestioni che potevano venire da immagini, da video o comunque dal Vangelo stesso, e poi loro scrivevano e noi preti nella proposta cercavamo di raccogliere partendo proprio da quello che quel tema suscitava in loro, così che anche la parte della proposta, quindi la parte in cui li invitavamo a riflettere e a proporre appunto anche l'incontro di fede col Signore Gesù, non fosse un qualcosa di astratto ma incarnato dentro la loro vita. Ogni giorno impariamo nuove cose su Dio in base a varie parti del corpo. So che sembra strano dirlo, ma per esempio abbiamo per il primo giorno i piedi e ci sono piedi che vanno lontano, che sono quelli di emozioni positive, e piedi che stanno fermi, che sono quelli di emozioni negative, tutto quanto correlato alla religione, molto bello. Le mani possono dare felicità anche alle altre persone, donare e fare cose giuste al posto di cose sbagliate. Gli occhi servono per vedere, ma vedere con occhi diversi, guardando le cose nel modo positivo. E invece le orecchie devi ascoltare più che sentire, perché sentire è sentire ma non ascoltare bene, non essere sul discorso. Invece se ascolti ti rendi conto che le cose ascoltate e non sentite sono diverse. Un giorno abbiamo fatto la gita e abbiamo camminato tutti insieme e
e ogni volta che facciamo dei passi ci conosciamo anche tutti meglio, perché nel frattempo parliamo e ci conosciamo e così nascono le amicizie. Comunque qua ti aprono dei discorsi che in realtà non immaginavi nemmeno che ci fossero e quindi ti metti a parlare insieme a loro, a discorsare. Perché vogliamo in qualche modo tentare di proporre come l'esperienza di incontro con Gesù è un'esperienza reale, fisica, fra virgolette, che parte proprio da noi, da quello che noi siamo, che è la nostra vita, e come in qualche modo l'incontro con Lui ci trasforma. Poterlo incontrare può cambiare i nostri occhi, può cambiare le nostre mani, cos'è che insomma noi facciamo con le nostre mani, come le usiamo, i nostri piedi verso chi noi andiamo incontro e come. Fatto con gli animatori è bellissimo, però a volte si arrabbiano e noi ci sentiamo un po' in colpa e ogni volta a mezzogiorno ci sono dei gattini e vengono da noi a mangiare, però non possiamo dargli da mangiare perché gli animatori sennò si arrabbiano. Perché comunque mi piace stare con i bambini e renderli felici. Cosa si deve fare per rendere felici i ragazzi? Comunque stare con loro, anche solamente stando con loro, facendoli sorridere, loro sono contenti, non si aspettano grandi cose. Una cosa che hai imparato dallo stare insieme ai ragazzi? Guardare il mondo con degli altri occhi più ingenui e sinceri. Allora, il campo mi è piaciuto moltissimo perché c'è come una specie di senso di famiglia, si fanno i lavori, si fanno tutte quante le cose insieme, si mangia insieme proprio come una grande famiglia, è molto bello. Anche per uno che magari non è cristiano, anche se è basato sulla chiesa questo campo, anche se uno non è cristiano può rimanere sicuramente colpito. Mi piace stare in gruppo perché ti senti a casa. Poi fai tante attività belle e giochi. Se stai chiusa in casa oppure stai nella tua solita città non conosci tante persone e magari non le vedi in giro vedi sempre le stesse persone, e se vieni al campo magari vengono anche persone diverse, persone da altre chiese, e così nasce una comunità più grande.